L'indipendenza che noi auspichiamo si raggiunge attraverso un referendum sotto il controllo internazionale che viene indetto sul territorio del Veneto. Per diventare indipendenti noi non dobbiamo chiedere il permesso di essere liberi al Parlamento italiano, quindi non dobbiamo avere la maggioranza al Parlamento italiano. Esistono dei trattati internazionali a cui lo Stato Italia ha aderito. Questi trattati internazionali sono il Patto di New York del 66, poi ratificato in legge dall'Italia una decina d'anni dopo. In pratica questi trattati si rifanno al principio di autodeterminazione dei popoli. Ogni popolo può autodeterminarsi, scegliere liberamente il proprio sistema di amministrazione politica ed economica. Quindi noi possiamo diventare indipendenti facendo un referendum. Nel Veneto ci sono circa 5 milioni di abitanti e supponiamo che ci siano 3 milioni e mezzo di aventi diritto al voto, con un quorum di circa metà, 1.750.000 persone, 50% più 1, diciamo che se 800.000 veneti andassero a votare e dicessero sì all'indipendenza, il Veneto avrebbe possibilità di diventare indipendente. È un percorso che hanno già fatto altri stati, penso per esempio alla Slovenia, che ha iniziato questo percorso nell'88, quando è nato il primo partito politico indipendentista, poi nel 90-91 sono diventati indipendenti e nel giro di poche ore tutti gli altri stati hanno subito riconosciuto la sovranità dello Stato sloveno.